Dal 2004 ad oggi si è vista soffiare praticamente tutto. 10 appartamenti di cui era proprietaria nella zona del Vittoriese, tutti i soldi che aveva in banca. Al centro dell'incredibile storia, una ricca ereditiera 74enne di Cordignano, colpevole solo di non aver nessun parente prossimo al mondo e di essersi fidata delle persone sbagliate. Una cricca di 3 o 4 uomini che nel corso degli anni, a turno, hanno circuito l'anziana passandosi parola, debole, sola, indifesa e soprattutto ricca, una preda ideale per parassiti ed aguzzini senza scrupoli. Questa anziana vittima di Cordignano e scopriamo che da anni veniva circuita e aveva perso diverse proprietà immobiliari e per ultimo gli era stato svuotato anche il conto corrente. Negli scorsi anni dei fiduciari disonesti sono riusciti a farsi intestare le sue case, poi sono scomparsi nel nulla assieme ad un patrimonio milionario. Su di loro indagano i carabinieri. È finito in carcere invece il 57enne originario di Piazzola sul Brenta Gianfranco Montecchio, l'ultimo anello della catena, un pregiudicato che probabilmente conosceva i precedenti malfattori dei quali era stato indirizzato verso la 74enne di Cordignano. Nel giro di pochi mesi ha conquistato la fiducia della donna per poi spillarle i 20.000 euro che le erano rimasti dopo anni di raggiri. Viveva di poche sostanze che gli erano rimaste e grazie anche all'intervento nostro abbiamo potuto recidere questo cordone ombelicale che purtroppo la stava consumando. Quando i carabinieri sono arrivati nel suo rifugio a Farra dal Pago per arrestarlo, hanno trovato la carta di credito di un'altra anziana che era riuscito a raggirare, un componente di un gruppo piuttosto organizzato e specializzato nelle truffe agli anziani, secondo gli investigatori. Esprimo l'invito affinché se ci sono altre situazioni analoghe ci faccia forza e coraggio di venire a denunciare presso il nostro comando Vittorio Veneto.